io so bene quello che faccio e quello che non faccio, e quello che ho fatto ho sempre pagato di persona mia, fisica mia, con la mia intelligenza e con la mia stupidità, hai capito? Dice: so di aver sbagliato, ma dice anche: non sono quel mostro dipinto in questi giorni dai media. Vuole spiegare, vuole raccontare. Lui è il 43enne di Annone, accusato di aver minacciato la 60enne autista mom lunedì pomeriggio sulla linea Portoguaro-Motta, episodio che ha riportato alla ribalta la piaga della sicurezza sui mezzi pubblici. Lui però, pur con un passato di errori alle spalle, vuole raccontare ciò che è successo dal suo punto di vista, il punto di vista di chi, racconta, aveva preso regolarmente il biglietto e cercava di non perdere il mezzo. Ho visto io la corriera che stava per partire, no? E ho fatto come cenno perché si fermasse correndo. E ho visto sto autista che mi ha fatto cenno come no, 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 no. Tant'è, è andata via la corriera. Ero talmente arrabbiato, no? Che sapevo che la corriera fa un certo percorso. Con un veloce passaggio in auto di un extracomunitario che aveva visto la scena, racconta, raggiunge la fermata successiva per salire, ma giura non per far del male. Io qua posso ammettere di aver sbagliato, di aver esagerato. Sono entrato timbrando il coso, gli ho detto grazie, mettiamo che gli ho detto cesso, gli ho detto no, grazie per avermi detto, per avermi lasciato a piedi, hai visto che sono arrivato lo stesso prima di te, no? E come gli ho detto così, lei si è alzata di scatto e mi ha dato con la mano sul petto, tipo così, no? Io a quel punto gli ho solo detto metti giù le mani da me perché veramente ti faccio male, hai capito? Ti sbrego, ti faccio male, hai capito? A quel punto la donna ha estratto lo spray, impaurita, ed è scoppiato il finimondo. Devo anche scusare perché c'era anche una bambina terrorizzata e poi ci siamo detti parole perché veramente poi mi era schizzato il sangue alla testa, hai capito? Il famigerato coltello è un tagliaunghie, hai capito? Gli ho detto guarda, se mi beccavi minorenne, hai capito? E forse 20 anni fa con la mentalità che avevo ti avrei fatto anche del male. Ma adesso io non voglio più casini, robe, hai capito? Già pagato abbastanza. Perché io, hai capito? Cioè, vivo la strada e vedo i problemi della gente. Io sicuramente penso che lei avrà anche delle difficoltà. Una difficoltà che tuttavia resta in generale per i tanti dipendenti dei mezzi pubblici esasperati da troppa tensione durante il loro lavoro.